in via Piave, poi si precipita dal barbiere per cambiare il look e non essere riconosciuto, ma lo incastrano. Le immagini di videosorveglianza del negozio, è stato arrestato. Già allontanato dall'ex compagna, un 49enne violento senza fissa dimora è andato da lei con una scusa e l'ha picchiata, è stato portato in carcere. Giacomo non me lo restituirà nessuno, ma è stata fatta giustizia. Sono le parole della mamma di Giacomo Gobbato dopo la lettura della sentenza che ha condannato all'ergastolo il suo assassino. Arriva l'ok dal TAR alla Torre di Mestre, ma i comitati del villaggio San Marco non ci stanno e promettono manca ancora la VAS e siamo pronti a ricorrere al Consiglio di Stato. Carabinieri impegnati alla stazione marittima di Venezia in una vasta operazione antiterrorismo, ma si trattava di una simulazione nel contrasto del crimine. Parte ufficialmente sabato 12 luglio il Discobus, il servizio di navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi frequenta le discoteche di Jesolo e vuole rientrare a casa in sicurezza. Quest'anno la Festa del Redentore renderà omaggio a Giacomo Casanova nel 300° anniversario della sua nascita. Lo spettacolo pirotecnico si intitolerà Casanova e l'amore. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, subito con la cronaca. Siamo a Mestre, ancora un furto in via Piave, un ladro che aveva come capigliatura dei rasta, aveva rubato un cellulare in un negozio e poi si era rifugiato da un parrucchiere per cambiare subito il suo look, ma è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Ecco il video che mortale incastra il ladro, nemmeno trentenne di nazionalità nordafricana, con i dreadlock raccolti in cima alla testa, mentre ruba un cellulare al negozio di elettronica e riparazioni Tian Tian in via Piave a Mestre. Ladro che poi, dopo il furto, si è presentato dal vicino barbiere per tagliare i rasta, nell'inutile speranza che con il nuovo taglio e look nessuno lo riconoscesse. Così non è stato, visto che il ladro è molto conosciuto sia dai residenti che dagli uomini delle forze dell'ordine che l'hanno tratto in arresto. Il ladro, oramai ex rasta, pare sia un senza fissa dimora e nulla facente. Da tempo bazzica intorno alla zona, specie lungo i giardinetti vicini alla stazione e spesso insieme ad una ragazza del posto di bassa statura. Qui è conosciuto da tutti, anche dalle pattuglie delle forze dell'ordine che monitorano questa fragilissima dal punto di vista della sicurezza zona della città e ostaggio di criminali sbandati e persone con problemi di tossicodipendenza, come l'africano incastrato dalle immagini della videocamera del negozio depredato del telefono cellulare. Così dunque a Mestre e noi siamo ancora nel veneziano. Era stato già allontanato dall'ex compagna, un 49enne violento, è andato da lei con una scusa e l'ha picchiata, è stato portato in carcere. Doveva stare lontano dall'ex compagna e dal comune di Salzano dove lei vive, ma così non è stato. Dopo l'intervento dei carabinieri lo scorso aprile e il conseguente divieto di avvicinamento dal Tribunale di Venezia per le violenze tra le mura domestiche, un 49enne senza fissa dimora è tornato col pretesto di prendere alcuni vestiti che aveva lasciato a casa della donna. Ma una volta lì ha iniziato a insultarla, aggredirla e picchiarla. Scattato l'allert e soccorsa la vittima, i carabinieri di Noale sono partiti alla ricerca del 49enne, rintracciandolo infine a Chioggia, dove è stato preso e portato in carcere in aggravamento delle misure di allontanamento. Alla luce di quanto accaduto, il giudice ha disposto una misura cautelare in carcere per prevenire altre aggressioni nei confronti della donna. Giacomo non me lo restituirà mai nessuno, ma è stata fatta giustizia, non si può uccidere e restare impuniti, poi ognuno ha il suo concetto di giustizia. Sono queste le parole della madre di Giacomo Gobbato dopo la lettura della sentenza che ha condannato all'ergastolo Sergej Merivicic per l'omicidio di suo figlio. Mi dispiace anche per lui, ha detto che comunque è giovane e si è rovinato la vita, ma nessuno ha fatto di lui un assassino, lui è un assassino. La madre era in aula insieme al figlio più giovane, il padre non ha voluto assistere al processo. E ieri sera l'intervista esclusiva a Ring a Franco Battaggio, assolto dall'accusa di omicidio di Anica Panfile. La libertà non ha prezzo, ha detto, i killer di Anica sono più di uno. Come sta? Adesso bene. La libertà non ha prezzo. Non ha prezzo.
La libertà non ha prezzo, dice Franco Battaglia, scarcerato dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio di Anica Panfile, la 31enne trovata morta nel Piave a Spresiano. Nell'intervista esclusiva rilasciata a Ferdinando Avarino a Ring, i mesi delle indagini, l'arresto, la detenzione, 535 giorni per poi essere riconosciuto non colpevole. A 80 anni, dice, si soffre di più. Che rapporto c'era tra voi? Un rapporto di lavoro umano. Un rapporto di lavoro, faceva il suo lavoro in pescheria, il suo lavoro in pescheria da me, assieme a altre 7-8 persone, era considerata tanto sul lavoro, percepiva il giusto, sicuramente i soldi non gli bastavano mai. Sempre l'ho aiutata. Che movente potrei aver avuto io contro una persona che lavorava da me ed eravamo contenti di lei. L'uccisione di Anica, un fatto che non sa spiegarsi. Non ho mai creduto che una persona potesse fargli del male se non all'infuori di suo marito, che aveva il terrore, conosceva la vita. Pertanto io credevo che fosse morta più di, non so, un attacco al cuore, tanto è stato accertato che per le sostanze... il 50% di probabilità era che sia morta di overdose. Non sapevo dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di Anica, continua Battaglia, convinto, come il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea, che a ucciderla e a gettare il corpo nel Piave siano state più persone. Mi pare evidente che se c'è stato una morte per soffocamento e nella dinamica un afferramento dei polsi, vedo difficile che sia stato un unico esecutore. Parla del suo passato, il carcere per omicidio, quel reato lo ammette senza esitazioni, legami solo di conoscenza, non di partecipazione alle loro azioni con la mala del Brenta. Che abbia conosciuto qualcuno che facesse parte di questa organizzazione, lei, che era Di Maniero, sì, lei sicuramente ha conosciuto qualcuno. Ho conosciuto qualcuno. Ma non ha lavorato con queste persone? No, ma io ho lavorato in pescheria. No, vabbè, ho capito. E di Felice Maniero dice: non lo conosco, non l'ho mai conosciuto. È chiaro che non ho parlato bene, perché uno che fa la spia, dopo una mente criminale come la sua, nessuno ha ombra di dubbio, ma a fare incarcerare i suoi amici. Un'inchiesta, quella sull'omicidio del Piave, su cui c'è ancora da lavorare, da scavare, la pista albanese, le minacce ad Anica, ma in mezzo c'è finito Battaglia con alle spalle un passato burrascoso. Era meglio che la colpa cadesse su Battaglia che su altri? E dunque, per non alcuni so se era meglio, era più facile. Era più facile. Noi andiamo a Mestre perché è arrivato l'ok dal TAR alla costruzione della torre del villaggio San Marco, ma il comitato proprio dello stesso villaggio non ci sta e promette di essere pronto a ricorrere al Consiglio di Stato. Bocciato dal TAR del Veneto il ricorso di residenti, associazioni e commercianti contro la torre alta 60 metri di Viale San Marco a Mestre, spianando così la strada all'avvio del progetto, anche se di fatto si dovrà attendere il parere della Commissione regionale di valutazione ambientale strategica, la cosiddetta VAS. Un bruttissimo risultato, un brutto risultato per il quartiere, una sconfitta, e adesso vedremo il da farsi assieme all'avvocato e assieme ovviamente a tutti i ricorrenti. Per la VAS si dovrà attendere all'incirca un anno e da questa commissione che i ricorrenti continuano ad affidarsi nella speranza si possa avere ancora l'ultima parola. E infatti in sovrintendenza hanno espresso un parere pesantissimo in sede di commissione VAS, quindi la commissione VAS ha dovuto semplicemente prendere atto di quanto scritto dalla sovrintendenza e chiedere appunto di assoggettare l'intero piano urbanistico attuativo della torre
a una nuova VAS. Significa che i proponenti, cioè il comune e le società incaricate del progetto, dovranno valutare e scrivere nero su bianco anche i possibili scenari alternativi. Ad esempio, possibile costruzioni più basse che magari siano in linea col quartiere. Resta comunque alta la preoccupazione tra i residenti con pannelli fotovoltaici delle casette che si trovano nell'area in cui sorgerebbe il grattacielo, visto che da studi effettuati farebbe ombra alle stesse per circa 2 mesi, nel tempo di un'ora e mezza al massimo al giorno, a partire dal 21 dicembre, così dal Comitato contro la Torre. Noi abbiamo fatto uno studio assieme a un architetto, l'architetto Vecchiato, che è stato depositato anche in giudizio al TAR, e ci sarebbe una diminuzione di produzione di questi pannelli del 25% su base annua, quindi un notevole danno. Adesso faremo una riunione tra ricorrenti, i commercianti, i residenti e il nostro avvocato per vedere quali strumenti ancora utilizzare. Ovviamente ce ne sono molte le opzioni, dal ricorso al Consiglio di Stato, poi c'è ancora appunto la procedura VAS in cui potremmo intervenire come residenti, come associazioni. Siamo alla politica, era annunciato ed effettivamente è arrivata la candidatura ufficiale di Giovanni Manildo a presidente della Regione Veneto. Infatti la coalizione delle forze politiche civiche di centrosinistra oggi si è riunita, composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Rete delle Civiche Progressiste, Più Europa, Volta Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale. Insieme hanno annunciato con soddisfazione la candidatura di Giovanni Manildo proprio alla presidenza, alla corsa insomma per le regionali. Già sindaco di Treviso, avvocato, figura radicata e riconosciuta per il suo profilo professionale e la sensibilità sociale e ambientale. Rappresenta lo spirito con cui il centro-sinistra ha voluto costruire il proprio progetto largo, aperto, plurale, capace di unire forze politiche, istanze civiche, visioni e territori. Così dunque la prima candidatura si attende, quella del centrodestra, dopo i malumori che ci sono tra gli alleati di governo. Attendiamo dunque le prossime mosse dopo appunto la candidatura ufficiale di Giovanni Manildo per il centro-sinistra. Siamo a Venezia perché dei carabinieri erano stati avvistati impegnati in mattinata alla stazione marittima di Venezia in una vasta operazione antiterrorismo, ma si è trattato solo di una simulazione al contrasto del crimine. I cecchini dei carabinieri appostati e pronti all'azione con i rinforzi dei corpi armati speciali giunti da terra, via acqua e anche dai cieli sopra la città. Venezia, teatro di uno scenario a rischio terroristico durante una manifestazione pubblica. 80 gli uomini dell'Arma che si sono trovati a gestire con determinazione e prontezza complesse minacce da parte di criminali armati con tanto di presa d'ostaggi. Un contesto da brividi e più che realistico, anche se fortunatamente si è trattato di una esercitazione operativa con tanto di assetti dell'Arma territoriale, con negoziatori, artificieri, militari del nucleo natanti e operatori di centrale. È una simulazione funzionale a un'ipotesi di intervento, quindi dobbiamo tenerci pronti per qualsiasi eventualità. Laguna 103, il nome dell'operazione tenutasi al Molo 103 all'interno del porto commerciale del Tronchetto, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Venezia e Padova, con le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto, il SIO, le API, aliquote di primo intervento di Padova, il nucleo elicotteri di Belluno, le squadre cinofile di Torreglia e lo schieramento delle SOS, squadre operative di supporto. Abbiamo simulato un contesto per un evento criminale complesso, quindi un intervento in emergenza, un intervento che riguarda casi eccezionali, per dimostrare a noi prima che agli altri le nostre capacità, il raggiungimento degli obiettivi addestrativi che sono fondamentali per essere pronti in qualsiasi momento di intervenire.
Fondamentale la sinergia con l'autorità portuale e la Croce Rossa italiana, che hanno contribuito al supporto tecnico-logistico e al realismo dell'esercitazione, il cui fine resta sempre quello dei carabinieri come di tutte le forze dell'ordine: garantire la sicurezza della collettività. Siamo alla viabilità, il commento del sindaco di Chioggia: quanto si sta facendo per la Romea. È stato dato mandato praticamente ad ANAS di creare delle alternative, delle varianti all'attuale Romea, e quindi non creare un nuovo tracciato di sana pianta da Mestre fino a Ravenna, ma creare delle alternative, diciamo, che possano togliere il traffico di attraversamento dai centri. Io mi sono battuto per togliere il traffico di attraversamento del nostro territorio, tant'è che in una prima ipotesi sembra che dalla rotonda grande di Valli della Romea ci si possa collegare con questa nostra nuova strada, ecco, che verrà ovviamente disegnata e tracciata, e dovrebbe uscire tra Porto Eviro e Rosolina. Quindi per me salvare la zona di Sant'Anna, Cavanella e Valli è cosa importante. La Romea, che coinvolge oltre la provincia di Venezia anche quella di Padova, continua a creare dibattiti e polemiche, ma al momento si attende l'incontro con la Regione, che dovrebbe svolgersi entro il mese di luglio. Di fatto il potenziamento che sul rettilineo ANAS sta già facendo, quello va ovviamente portato avanti, definito e realizzato. C'è un primo stralcio finanziato, ma dovranno essere finanziati anche gli altri. E poi è emerso sostanzialmente che per risolvere i problemi dell'accessibilità anche a Chioggia basta fare una variante alla Romea dei territori di Rosolina e di Chioggia, e quello già darebbe una grandissima risposta. Poi c'è l'attacco all'autostrada nella zona della Brenta, però direi che possiamo serenamente e tranquillamente spostarlo come ultimo intervento, intanto lavoriamo su tutti gli altri, che comunque da lavorare ce n'è. Nel mese di luglio ANAS individuerà i progettisti per la variante di Chioggia e poi si apriranno i tavoli con i comuni interessati per definire la progettualità. E in attesa di conoscere le novità, il sindaco di Chioggia replica. Ma noi daremo tutta la nostra disponibilità, sicuramente l'amministrazione comunale non sarà l'amministrazione comunale del no a prescindere, perché con il no non farai mai nulla. Continuiamo a parlare di mobilità, questa volta per le serate e i ragazzi che frequentano le discoteche di Jesolo. Parte ufficialmente sabato 12 luglio il Disco Bus, il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi frequenta le discoteche di Jesolo e vuole rientrare a casa in sicurezza. Ci teniamo tantissimo alla sicurezza dei ragazzi, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. I ragazzi che si vogliono divertire sulle nostre località devono sapere che trovano sempre dei servizi che li possono aiutare. Non è soltanto, come qualcuno pensa, la possibilità di farli arrivare a casa sani e salvi, perché magari hanno esagerato in qualcosa, ma semplicemente perché vogliamo abituarli a utilizzare i mezzi pubblici anche per venire nelle spiagge, quindi anche un trasporto consapevole può essere importante per la loro sicurezza e anche per la tranquillità dei loro genitori. L'iniziativa è già stata sperimentata grazie a Confcommercio San Donà Jesolo e Silb Fipecon, con il contributo dei comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave e Eraclea e la collaborazione di ATVO. Ma ci sono altri progetti in campo. Da sempre continua il progetto con l'USL 4, il bus fuori dalle più importanti discoteche jesolane, c'è l'incontro fra i giovani, c'è una sorta di prevenzione e di monitoraggio rispetto al ballare sicuro, e quindi i giovani si avvicinano a questa iniziativa che ormai è più di 10 anni che la portiamo avanti, per cui per noi è un fiore all'occhiello. Poi la lotta all'abusivismo. La nostra crociata più grande è perché, ripeto, dietro queste soluzioni abusive ci sono delle cose veramente illegali e molto pericolose per i giovani. È che molto probabilmente i giovani non se ne rendono conto e partecipano a queste cose, però ripeto, il nostro focus principale più che mai, come in questi anni, è l'abusivismo. Il disco bus gratuito parte da Jesolo alle 2 e alle 4, caricando a Piazza Internazionale, zona Capannina e Maxim, Vanilla, Muretto, Marina, Kings e la stazione dei Pullman, e scaricando a Jesolo Paese, Eraclea, San Donà di Piave e Musile.
E quest'anno la festa del Redentore, che si celebra sabato 19 luglio, renderà omaggio a Giacomo Casanova nel 300° anniversario della sua nascita. Nel cuore del bacino di San Marco lo spettacolo pirotecnico si intitolerà infatti Casanova e l'amore, un tributo vibrante alla figura dello scrittore, viaggiatore e seduttore. Per circa 40 minuti, dalle 23:30, Venezia sarà avvolta da 6.000 fuochi d'artificio, 2.300 kg di materiale esplodente, 420 metri di fronte di fuoco, un sistema radiocomandato da oltre 250 unità posizionato su 5 grandi zattere e 25 pontoni più piccoli che daranno vita a figure incantate nel cielo, stelle, cerchi, arabeschi e cascate dorate. I colori raccontano Casanova: il rosso della passione, l'oro dell'eleganza, il bianco dei sogni rubati, il blu dei misteri. E dunque il 19 luglio Casanova e l'amore a Venezia. E si chiude con questa notizia e con queste immagini il telegiornale di Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo e dopo il TG di Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci.